Signore e signori, 17 di dicembre 2017, benvenuti alla Scuola della Pizza Italiana. Un applauso. Buonasera a tutti, l'ho fatto una semplice con il mozzarella, senza salsa di pomodoro. Una margherita con aggiunta di zucchine grigliate, caprino e gamberetti. Il corso mi è piaciuto, persone qualificate, non pensavo di imparare così tanto in così poco tempo, sono soddisfatto. La pizza si chiama Semplice, tutto bene, ho trovato degli amici e dei colleghi, gli insegnanti ottimi. Salve, buonasera. Ho fatto una pizza con i pomodori, la salsa di pomodoro sotto e un po' di origano con il polpo affumicato. E il corso è stato molto utile. Ho imparato un po' di cose anche se facevo il pizzaiolo. Questa l'ho chiamata Le Due Province perché sono del Trentino, però fa parte anche l'Alto Adige. Corso benissimo, gli insegnanti sono fantastici. Niente, tutto benissimo. Io sono Tony, questa pizza si chiama L'Affumicata, c'è pancetta affumicata e speck affumicato con rucola sopra. Corso molto bello e interessante, si imparano un sacco di cose nuove, progetti per il futuro, vedere di aprire un locale. Quindi? Pomodoro mozzarella, melanzane fritte e parmigiano grattugiato. Come è dato il corso? Benissimo, organizzato bene, ben strutturato. Speriamo. Una pizzeria alle Baleari. Bene, a questa pizza io le ho messo ananas. Cipolla, pomodoro. Sì, interessantissimo per me perché mai in vita mia había preso un pugno di farina in la mano. Ho fatto una parmigiana ripensata, ovvero che al posto di aver messo solamente melanzane, pomodori e grana, ho aggiunto anche delle patate. Mi sono trovato bene, ho trovato bellissima gente, amicizie. Allora, questa qua è una pizza fatta con salsiccia nostrana, spianata calabra, rucola e gorgonzola. Il corso è molto interessante, Lorenzo è una persona fantastica, veramente divertente e professionale. I ragazzi abbiamo creato subito un bellissimo team, ci siamo divertiti e ci siamo comunque formati in questo tempo. Questa pizza si chiama Vitarella ed è allora praticamente una pizza bianca ho saltato i friarielli e gli ho messo un po' di aglio. Beh, il corso molto bello, bel full immersion, è stata una bella esperienza. Allora, si chiama Sporcaccione, è andata benissimo, sono contentissimo della mia venuta qui per questa prima volta e quindi ritorno con tante belle cose nel mio spalle, ecco. Sono Giovanni da Reggio Emilia e vi ho portato qui una pizza con base margherita e prosciutto crudo di Parma. Col corso mi sono trovato benissimo sin da subito, l'insegnante è abbastanza, anzi molto professionale, con i colleghi ho instaurato un bellissimo rapporto sin da subito, abbiamo creato un bel gruppo e ho fatto il corso per imparare il mestiere e per trovare lavoro. Il profumo si sente. Ho fatto una base di porro e robiola con un pizzico di noce moscata e pepe nero e poi del salmone affumicato. Il corso è spettacolare, è bello come aspettavo, Lorenzo è spettacolare anche lui, hanno tutti pazienza di starsi dietro. Salve, è la prima volta che vengo qua, è stata una bella esperienza e niente, ho conosciuto belle persone e verrò di nuovo. Buonasera, sono tantissime le volte che sono stata, ci vengo sempre molto volentieri, le pizze sono sempre buone. Parecchia fantasia in alcuni casi e devo dire mediamente erano tutti bravi. No, la serata è stata molto interessante, soprattutto per vedersi come abbiamo visto che hanno lavorato qui dentro stasera tutti questi giovani e speriamo per loro che trovino anche un lavoro visto che c'è questa grande opportunità. Le pizze erano abbastanza buone tutte quante, adesso vedremo chi vince. Esperienza nuova, interessantissima, anche capire il retroscena dei corsi, di come cresce la gente per diventare esperta e professionista. Auguro a loro un buon futuro e onore alla pizza.
Noi continuiamo perché domani questa storia non finisce e continua, perché domani abbiamo la pizza in teglia e le focacce. Un grazie a tutti e auguri di buon Natale e buone feste. Ciao!